Tentano di estorcere 1 milione di euro ad un noto professionista del paese, ma nascosti lì vicino ci sono i carabinieri che intervengono e li arrestano. Le manette scattano per una coppia di Malo residente in via Rovereto. Natalino Rizzotto, 60 anni, è stato portato nella casa circondariale di Vicenza. Sua moglie, Vilma Alba, 53enne, è stata associata al carcere di Montorio Veronese e poi rimessa in libertà dal magistrato dottor Severi. In paese la gente è incredula e ribadisce: Malo è un paese tranquillo. Non succede solo qui? No, assolutamente non succede solo qui. Grazie. Solo che qui è piccolo e allora il caso fa scalpore, ma dopo... No, siamo sempre quelli, siamo gente un po' pacifica e con qualche mela marcia dentro. È un posto tranquillo. Sì, a Malo è un posto tranquillo, è sempre stato un posto tranquillo Malo, sempre. La richiesta di denaro doveva essere una sorta di risarcimento per una presunta relazione fra il professionista e la donna. Il rapporto si sarebbe protratto per diverso tempo e si sarebbe concluso da anni, ma la scoperta della relazione, vera o falsa che sia, da parte del Rizzotto, sarebbe avvenuta solo in questi giorni. L'ultimo incontro fra la coppia e la vittima è avvenuto nel pomeriggio di lunedì. Rizzotto, piuttosto alterato, ha anche tentato di aggredire l'uomo, costringendo i militari del Norm di Schio e quelli della stazione di Malo ad intervenire. Per la coppia si sono aperte le porte del carcere.